Bentornati alla visione di Veneto Economia. Oggi è nostra ospite Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, che comprende le province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. Lei è stata eletta 6 mesi fa alla presidenza di quella che è la seconda associazione per importanza confindustriale. Sono 5.100 imprese associate per quasi 300.000 collaboratori. Ci racconta come stanno andando le cose in questo momento di turbolenza geopolitica ma anche economica? Allora, la situazione, diciamo, dai primi 3 mesi, attendiamo la congiunturale che uscirà a breve, però l'idea è quella di un momento fragile, quello che stanno vivendo le nostre imprese. I motivi sono chiari: la situazione geopolitica e una riduzione della domanda. Questa è una situazione è evidente. Quello che ci aspettiamo è anche la sensazione che nei prossimi mesi ci sia una situazione un po' più di tranquillità. Quello che ha sostenuto le imprese in questi mesi è sicuramente stato l'export, che nella nostra regione vale molto. La regione genera un valore di 80 miliardi, è il 13% dell'export nazionale. Gli Stati Uniti è il terzo mercato della nostra regione, per cui genera un valore importante. È per questo che ora più che mai bisogna proprio sostenere a queste imprese che già prima dei dazi hanno guardato a mercati diversi, quindi Turchia, paesi arabi, India, Messico, quindi bisogna sostenerle e hanno dimostrato resilienza e capacità di adattamento. Ecco, quindi era accennato proprio al problema dei dazi e come ci si sveglia ogni mattina con un dazio diverso per una categoria produttiva diversa, per merci diverse. Allora, stiamo vivendo una situazione dove chiaramente vai a letto la sera con una situazione e ti svegli al mattino con un'altra, quindi è l'incertezza che è madre della difficoltà che le imprese che vogliono investire deve affrontare. Quindi sicuramente non la situazione ideale e oggi più che mai bisogna invece essere presenti a sostenere le imprese su questo tema. Ecco, la vostra indagine congiunturale parla anche di futuro, dei prossimi mesi? Beh, il futuro, ripeto, è una situazione dove ci attendiamo un lieve miglioramento e l'export è stato proprio quello che ha sostenuto le imprese. Ecco, il vostro presidente alla recente assemblea di Confindustria Nazionale ha richiesto una politica industriale per il nostro paese, una richiesta peraltro che si fa da molti decenni ormai. Ecco, cosa chiedete? Allora, sicuramente non c'è industria, non c'è Europa e quindi non c'è Italia. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa e forse non c'è una chiara consapevolezza di questo valore. Bisogna rimettere al centro l'industria e quello che chiediamo è sicuramente sapere in quale direzione si vuole andare, quindi serve un piano industriale sia per il nostro paese sia per l'Europa. Ecco, ma mi permetta, su quali linee, cioè quali sono le vostre scelte strategiche che chiedete? Quali sono gli argomenti di questo piano? Il primo argomento è sicuramente il tema energia. Le imprese in Italia nel 2024 hanno pagato l'energia un 78% in più della Spagna, un 82% in più della Francia e un 38% in più della Germania. Chiaramente le nostre imprese partono svantaggiate, non riescono a essere competitive, per cui il tema energia è più importante. Cosa chiediamo? Disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, sostenere e incentivare le rinnovabili e a lungo termine anche parlare di nucleare di ultima generazione, fonte di energia pulita e sicura. Questo è un tema. Il secondo è quello di sostenere gli investimenti e le imprese che fanno investimenti. Quindi questo è sicuramente importante, mettere a terra strumenti agili e concreti come lo è stato 4.0, sburocratizzare, mettere a terra il PNRR, quindi tutti sistemi che possono portare alle nostre imprese a essere ancora competitive. Ecco, lei ha parlato di investimenti, faccio proprio riferimento alla vostra indagine congiunturale che presto pubblicherete, ma gli imprenditori hanno ancora voglia di investire in questo paese, vista la situazione attuale? Io penso che qui non si debba parlare di voglia, ma di necessità.
Stiamo vivendo un momento di grande e profonda trasformazione tecnologica e le imprese dovranno adattarsi a questo grande cambiamento, quindi servono gli investimenti, ma per fare gli investimenti c'è bisogno di fiducia. E ripeto, bisogna tornare a mettere al centro l'industria perché genera valore e questo porta bene alle imprese, ai nostri lavoratori e quindi anche a tutto il sistema Paese Italia. Al di là di quelle che saranno allora le risposte degli imprenditori, invece la sua risposta, ottimista o pessimista? Beh, un imprenditore deve essere ottimista, deve guardare al futuro con ottimismo e io confido appunto che l'Europa unita sappia fronteggiare quello che vengono i problemi, i rischi che arrivano dagli Stati Uniti e da una Cina che potrebbe metterci in difficoltà con l'introduzione di prodotti ad alto valore tecnologico e a un basso prezzo. Grazie, si chiude qui Veneto Economia, ringraziamo naturalmente Paola Carron, nostra ospite, e anche voi per l'ascolto. Alla prossima puntata. Grazie.